Ho fatto un bel infortunio, ma grazie alle decine di nostri fisioterapisti e di terapie sono riuscito a recuperare in tempo per questa partita che per noi era importantissima. Quindi sono riuscito a scendere in campo e speriamo di finire la stagione così, insomma. Stasera è andato tutto molto bene, soprattutto anche in difesa. Monza ha un po' perso la fiducia quando voi prendevate ogni pallone. Che il Libero aveva preso l'MVP, la ricevuta, insomma abbiamo messo un sacco di pressione sia in battuta, costringendoli a giocare palla staccata, e poi in difesa sembravamo veramente degli animali secondo me, quindi è andato tutto bene, non potevamo chiedere di meglio, era una partita che sentivamo, come ripeto, molto e che avevamo preparato nei minimi dettagli, quindi meglio di così secondo me era difficile. Fabio Balaso, doppio MVP, adesso ci stai prendendo gusto? No, non me l'aspettavo neanche questa sera, sinceramente neanche l'altra volta. Comunque io sono molto felice, abbiamo giocato una buonissima partita sotto tutti gli aspetti e niente, siamo una squadra unita e adesso dobbiamo pensare alle prossime 2 partite, che sono sicuramente altre 2 finali e niente, noi ci proveremo fino alla fine per questi playoff. Con Santiago ho detto, ma cos'è che mangia Fabio in questi giorni? Perché insomma ne hai prese diverse di forti. Non mangio niente di particolare, io mangio sempre come al solito, sono le mie abitudini e basta. Detto questo, comunque grandi prove in difesa, non solo tua ma di tutta la squadra, che ha un po' scaricato Monza nei momenti decisivi. Sì, noi siamo una squadra che difendiamo tanto, questa è la nostra forza, la nostra caratteristica migliore e soprattutto muro difesa e poi anche in battuta la stiamo facendo molto bene. Senti, una dedichina per questa vittoria? Alla mia squadra e alla mia famiglia. Oggi una partita perfetta sotto ogni punto di vista, serviva anche una prova di carattere contro Monza ed è arrivata. Sì, oggi sinceramente il primo set forse abbiamo fatto un po' troppi errori, però ci siamo rifatti, abbiamo dimostrato in questo tempo che la squadra viene fuori, che sta sempre in campo, che combatte e oggi è la dimostrazione, un 3-0 chiarissimo. Li abbiamo messo in difficoltà fin dall'inizio e 3 punti per noi, quindi contentissimo. A Fabio, cosa sta mangiando in questi giorni? Perché anche stasera è stato molto bravo. Molto bravo lui in difesa, raccatta tanti palloni che ci dà la possibilità di contrattaccare, quindi complimenti a lui e noi contenti perché si prende l'MVP e porta le paste, quindi un'altra partita che fa l'MVP e ci porta a cena fuori. Prossima sfida contro Milano, ancora più importante, sempre in chiave playoff. Che tipo di gara ti aspetti? Chiaramente Milano è la gara più importante dell'anno per noi perché la dovevamo affrontare con la stessa serietà che l'abbiamo affrontata oggi, preparare la settimana come abbiamo fatto adesso e poi giocarcela in campo. Loro è una squadra che è cresciuta un po' nel ritorno e prepareremo la settimana guardando un po' quello che stanno facendo loro, cosa hanno migliorato, ma noi sempre con lo stesso atteggiamento che abbiamo avuto finora. Grazie, in bocca al lupo. Preppi.